allo Stadio Zini di Cremona. Abbiamo realizzato assieme all'operatore Pasqualino Oliviero anche delle interviste. Ecco, vi dico subito, da un punto di vista professionale non sono il massimo, anche il sottoscritto ha, come si dice in questi casi, un po' sbragato, però insomma il clima, l'atmosfera era talmente di gioia e di festa che non si poteva fare diversamente, anche le immagini non sono delle migliori, insomma un po' un servizio così all'insegna dello sbarazzino, ma era doveroso che noi vi mostrassimo anche questo, che vi facessimo ascoltare la gioia di alcuni protagonisti. Vediamo il servizio sulle interviste. Presidente, siamo qui in emergenza, avrei voluto abbracciarla, non mi permetto, lo consideri fatto, ecco. Io posso immaginare... Perché sono più vecchio? No, non mi permetto. No, io allora, guardi, in diretta questo abbraccio con il commendatore Pugina. Riesci a descrivere cosa si prova in questo momento? È una cosa indescrivibile, sotto tutti gli aspetti, perché ti trovi con una partita rinviata più volte arrivati per toccare la Serie A è sempre rinviata. Potevamo averlo prima, ma mancavano le strutture. Oggi avevamo tutto e non potevamo mancare. Ci siamo presentati a questo incontro, ero estremamente convinto, perché la squadra era veramente a puntino. Tutta Italia ha visto veramente il Padova, il pimpante, che è arrivato a un fine di un campionato veramente che è notevole impegno sotto l'aspetto fisico e mentale. Presidente, abbiamo detto che questo è il coronamento di un sogno, però adesso comincia una vita nuova. Ci state già pensando o volete solo godervi questi momenti? No, noi, a parte che lei capisce che una società quando spera e crede fa un qualcosa, ma non vogliamo pensarci, vogliamo questa settimana goderci questa Serie A dopo 32 anni, che è una cosa eccezionale, certo, che non è solo del calcio Padova, ma per tutta Padova. Certo. Noi abbiamo fatto un salto notevole di qualità, a livello di qualità di tutta Padova, che dovrebbe partecipare tutta Padova al futuro del calcio Padova. Complimenti ancora Presidente, si goda questa Serie A assieme a tutti i padovani che le vogliono bene, sono tanti. Ringrazio, grazie. Allora, stampelle o non stampelle, insomma, sta Serie A è arrivata? È arrivata finalmente, la squadra se l'aspettava da quasi 4 anni, ha subito tante beffe gli ultimi anni per un punto all'ultimo minuto. E anche quest'anno ci abbiamo creduto dall'inizio alla fine e credo che se l'avessimo persa anche quest'anno sarebbe stata una beffa enorme che non potevamo mandare giù. Claudio, hai sofferto più così che non a essere in campo, di la verità. Sicuramente, perché in campo bene o male ti scarichi la tensione. Fuori puoi fare altro che esultare o recriminare, sì, nei momenti delle occasioni sbagliate. Comunque va bene lo stesso, sono contento che i miei ragazzi hanno portato questa società in Serie A, questa città dopo tanti anni. E anche tu hai contribuito notevolmente, ricordiamolo. Grazie. Nano, allora, grandissimi tutti. Grandissimi tutti, tutti grandi. Abbiamo sofferto per 5 anni e forse il Signore oggi ha detto tocca a voi, però ce la siamo meritati veramente. Senti, c'è stato un attimo che avete tremato, dubitato. Eravamo convinti di fare una grande partita, in campo poi c'è stato il caldo, c'è stato il Cesena, che bisogna anche ammettere che è una buona squadra, però vedi, a volte uno non fa gol tutto l'anno e poi fa gol la domenica importante, e questo vuol dire che il Signore oggi ci aveva toccato, ci aveva dato la grazia. Anche perché siete stati bravi e ve la siete meritati. Abbiamo dato tutto quello che avevamo, è 4 anni che ci giochiamo minuti e secondi e ci sfuggono sempre via, però questa è la volta buona. Allora Damiano, questo sogno finalmente tanto a lungo cullato è esploso, eh? Sì, siamo veramente contenti, siamo stanchi perché... Oh, scusa, ma non siete gli unici, siamo stanchi un po' tutti. Sì, penso che siamo un po' più stanchi noi però. E comunque sì, è stata uno spareggio veramente stressante, molto sentito, infatti da parte nostra lo sentivamo moltissimo. Sapevamo di non essere la squadra pimpante di qualche mese fa, abbiamo cercato di giocare un po' più raccolti e di cercare di sfruttare le occasioni che ci venivano a creare da parte nostra. Siamo stati bravi, un po' fortunati, ma la fortuna... Ma chi è andato in Serie A? In Serie A, il Padova! È da 3 anni che tentiamo di andare. Questo è vero.
Stasera a che ora andrete a casa? Non si sa. Non si sa. Non che domani mattina è assieme. Abbiamo partito alle 5 e non so quando arriverò. E le signore? Sono le 11:40 e sono da poco arrivati i giocatori del Padova da Cremona. Dietro le mie spalle c'è il pullman. Il delirio collettivo giunge all'apice. Coppola, l'autore del gol vincente, renudo sul palco, calzini e slip come souvenir. I tifosi li stringono i giocatori in un bagno forse troppo caldo. Unica pecca questa l'organizzazione del trionfo stesso. Nessuno si aspettava il Padova in Serie A. Non c'è un altoparlante, era meglio trasferire tutto in Prato della Valle. La torta preparata al Pedrocchi resta lì, chissà chi la mangerà. Ma la mangiamo al prossimo campionato. Ci sono i tifosi che sbarrano le porte in vetro del Pedrocchi, è troppo pericoloso. Il prefetto ordina ai servizi d'ordine di deviare il pullman dei giocatori verso Abano, zona più tranquilla. Infine, alla Padova della Serie A, un tocco internazionale. Apro. Forza! Forza chi? Io sarei Galesi, io contento perché Padova ha vinto e io sono troppo contento. Comunque la gioia non imperversava soltanto nelle piazze di Padova, ma anche a Cremona. Subito dopo la partita si festeggiava all'impazzata. Per noi c'era Maurizio Busato. Negli occhi, nell'espressione di Galderisi, nei visi stravolti dalla tensione dei giocatori, dei tecnici e dei sanitari nella panchina del Padova, i 3 minuti più lunghi di tutta la storia recente della squadra e della società biancoscudata. Sono i 3 minuti di recupero decisi dall'arbitro, il signor Ceccarini di Livorno. Il Padova sta vincendo per 2-1, il Cesena tenta di acciuffare il pareggio con la forza della disperazione, poi il triplice fischio finale. Per il Padova è Serie A, 32 anni dopo, e la gioia in campo e sugli spalti esplode incontenibile. Poi la festa continua in spogliatoio col presidente Marino Pugina. Cuicchi e Coppola hanno realizzato i gol della vittoria, ma con loro, tra i più festeggiati, ci sono Galderisi e Bonaiuti, il portierone che ha sfoderato almeno 3 parate decisive. Siamo stati grandi, temperamento, carattere, tranquillità, una squadra che ha dimostrato di andare in Serie A con le grandi forze che ha. Bolti dice che ha giocato una squadra sola in Cesena. E sto contento per loro, ci proveranno a star tra. Allora Galderisi, tornare in Serie A a 31 anni che significa? Tornare col mio gruppo, tornare con un gruppo che ci ha visto soffrire per 4 anni, 5 anni, sempre con lo stesso impegno, riprendersi ogni anno e ricaricare le batterie. Questo è per me motivo d'orgoglio, ritornare in Serie A, ma con questo gruppo. Abbiamo rimontato un 1-0 contro una grossa squadra, abbiamo dimostrato di essere più forti e abbiamo meritato la grande questa Serie A, quindi penso non ci sia niente da dire. Sandriani, allora adesso possiamo rompere la consegna dell'autosilenzio. Beh sì, per questa occasione mi sembra doveroso e anche giusto festeggiare. Siamo contenti, abbiamo coronato quello che è stato una rincorsa di 2 anni. Tutti bravi, tutti bravissimi, e oggi non ci sono meriti particolari, specifici, quindi diamo un bel 10 in pagella a tutti e prepariamoci per questa nuova grande e esaltante avventura. Baron, ma chi è il più indisciplinato di questa squadra? Tutti quanti? Sono tutti indisciplinati? Tutti quanti, ma meritano il trofeo dei migliori. Oggi lo hanno dimostrato. Lei è il suo bel da fare? Ma è un piacere, per me è un onore. Presidente Pugina, alla faccia di tutti i gufi lei ci ha sempre creduto, bisogna dirlo. Sempre dall'inizio del campionato. Noi ce la siamo guadagnata onestamente. Vediamo adesso le fasi salienti di questa partita a Cremona del Padova col Cesena, che ha portato Padova al trionfo con un 2-1. Il servizio è ancora di Maurizio Busato. È un'altalena di emozioni intensissime fin dalle prime battute, infatti dopo appena 6 minuti il Cesena è già in vantaggio grazie a Hubner che di testa infila Bonaiuti. Ci riprova 2 minuti dopo il numero 11 Romagnolo, ma stavolta la mira è sbagliata di un niente. Al 18° il pareggio del Padova che nasce da un calcio d'angolo inesistente. Rosa fa da sponda, Cuicchi al volo, infila l'angolo alto. Sono andato convinto, l'ho vista pure quando è andata dentro perché mi sono inarcato per guardarla. E dopo? E dopo grande festa.
Ripresa dopo 5 minuti, altro brivido per il Padova. Dolcetti si presenta solo davanti a Bonaiuti, ma la sua conclusione è debole e centrale. 24esimo, Coppola vede Biato fuori dai pali e lo infila nell'angolo destro. La Serie A adesso è vicinissima. Ho preso palla al centrocampo, 1-2 con Beppe Calderisi, me l'ha data benissimo, ho calciato di prima intenzione, ho fatto un gran gol. Penso di essere entrato nella storia del Padova, un gol importantissimo, sono contento per tutti quelli che vogliono bene al Padova, per la società, per i tifosi, per i misti, per tutti. Il Cesena si disunisce, perde lucidità, ancora Coppola al 38esimo coglie l'incrocio dei pali della porta difesa da Biato. 42esimo, il missile su punizione di Hübner è all'incrocio dei pali, Bonaiuti vola e finalmente è Serie A. E poi la grande festa in mezzo al campo coi tifosi biancoscudati in delirio. Bonaiuti, Pellizzaro, parabola arcuata a uscire, grappolo di testa e gol! È un grandissimo gol del Padova, grandissimo gol. E il giocatore, lo vedete, soffocato dall'abbraccio dei propri compagni. Si tratta di Franceschetti. Franceschetti si avvita in area, è un gol di una bellezza straordinaria. Ecco, rivediamo noi Cuicchi, è Cuicchi col numero 2, l'autore del gol. Coppola. Ancora Coppola in possesso di un buon tiro, eccolo Coppola e gol! È il gol di Coppola, gol di Coppola per il Padova. Il tutto al 24esimo minuto della ripresa, gol di Coppola che corre sotto la curva dei propri sostenitori. È il gol di Coppola, rivediamo. Avevamo appena detto che Coppola è in possesso di un ottimo tiro ed ecco lì la riprova, il gran gol di Coppola che porta in vantaggio il Cesena alla 24esimo. Gran tiro imparabile di Maurizio Coppola, eccolo lì, festoso sotto la sua curva. Parte Hübner, grande parata di Bonaiuti, è una parata che potrebbe valere la Serie A, tutti dovremmo rivederlo. Ecco Hübner e la grande parata, vedete il sinistro che va a togliere il pallone dal 7 letteralmente. È una parata di quelle che contano nella vita. Con questa parata Bonaiuti potrebbe aver regalato la Serie A al Padova. Svetta Franceschetti, anche Biato ai limiti dell'area avversaria. Ecco Biato, trova il destro e il tiro di Biato, addirittura Montrone fermato ed ecco la fine. E la fine, il Padova è in Serie A. Scene indescrivibili in campo da parte dei giocatori del Padova e questa è felicità. 5 minuti di recupero, Presidente. Pazzesco. C'è il portiere in avanti del Cesena. Parata di Bonaiuti. Serie A! Presidente, Serie A! Presidente, le parole, cosa dice? Serie A! È un'emozione grandissima. Si può tirare, Presidente? Presidente, si giri di qua. Eccolo lì. Allora, le prime parole dopo la Serie A. Dai, in paradiso. Dai, le prime parole, Presidente. Che siamo in paradiso. Qual è la sua sensazione, Presidente? Cosa sta provando? Grande, sono stati tutti bravi. Eccezionali tutti. Li ho visti molto bene, bravi. Dica cosa sta provando adesso, cosa sta provando? È difficile spiegarla, è difficile. In stazione sembra di essere alla Piani, al vecchio glorioso Appiani, tutta bardata con i colori bianco-scudati, invasa dai tifosi patavini in partenza per Cremona con 3 treni speciali. Una passione fortissima, esaltante, nelle ultime ore un'attesa spasmodica. Siamo all'atto finale per un traguardo sognato da tanto tempo, troppo tempo. Anche le mutande bianco-scudate. Sempre
Sicuri oggi come va a finire? Vinceremo sicuramente, non c'è dubbio, vinceremo. Siete stufi di soffrire? Sì, ma quest'anno è una volta buona perché Cesena non ha nessuno. Per cui 2-0 andiamo su e freghiamo anche Bolchi. Non avete paura? Assolutamente, torniamo vincitori 2-0, Galderini e Simonetta segna. Nemmeno di arrivare ai rigori? No, quella non è la nostra paura. Simonetta, dicono i tifosi, dopo aver tolto una promozione al Padova, la darà questa sera a Cremona. Il piazzale, la hall, il primo binario della stazione sono presi d'assalto. Imponente lo schieramento di forze dell'ordine. I supporters ne troveranno in egual misura a Cremona dopo 3 ore di viaggio. Alle 11 parte il primo treno. È pronto ed in partenza sul binario 1, treno straordinario per sportivi diretti Cremona in possesso di biglietti color arancione. Un giorno intero di viaggio vale la pena? Per forza, vado di viaggio, speriamo che vada bene anche. È convinto, è fiducioso? Vado via, fra 8 giorni vengo a casa. Ah, sta a Cremona una settimana? Se vinci è Padova però, deve vincere, se no rimango a casa. Gli Ultras partono con il secondo convoglio dopo aver dato spettacolo con il loro tifo caldissimo. Recano inevitabili gli insulti indirizzati contro il Cesena, in particolare Bruno Bolchi, l'allenatore dei romagnoli, nemico giurato dei tifosi padovani. Poi tocca al treno dell'AICB, la tifoseria organizzata patavina, con in prima fila il presidente dei club biancoscudati. Se perdiamo anche questa promozione vuol dire che proprio nessuno ci ama. No, c'è molta fiducia, c'è molto entusiasmo e questa sera speriamo di far festa. 32 anni sono tanti di attesa. 32 anni sono tanti, ma io dico che la città se lo merita. Sarebbe un vero peccato se non riuscissimo ad andare in Serie A. Dalla stazione al Foro Boari, in una città sempre più tappezzata di colori biancoscudati. Alle 13 puntualissimi partono i pullman, ben 26, che trasportano altri supporters del Padova. E a chi arriva in ritardo di una manciata di secondi non rimane che trovare un'auto in tutta fretta, imprecando. Alle 14 da Piazza Antenore la partenza del pullman che porta a Cremona i tifosi d'eccezione, la giunta di Padova, con in testa il sindaco Zanonato. Il sindaco è pronto a gridare forza Padova? Sì, sono pronto a sperare. È tanti anni che la città aspetta, questa forse è la volta buona finalmente. Me lo auguro di tutto cuore, penso che ce lo meritiamo, è una città importante, deve poter avere anche la squadra in Serie A, confrontarsi con le altre grandi città. Così, dal tifoso più comune al primo cittadino, tutti vicini alla squadra di Sandreani e Stacchini. Una speranza cresciuta di giorno in giorno e divenuta fortissima quando la partita è cominciata. Alle 17, al fischio del signor Ceccarini, la città si svuota, deserta. In 9.000 a Cremona, tutti gli altri a casa per la partita più importante degli ultimi 32 anni di storia del calcio patavino. In Prato della Valle, per l'estate in Pra, tutti con le orecchie alle radioline. Al San Lazzaro, la convention dei tifosi che sono rimasti in città. 4.000, forse più, al Palasport davanti al maxi schermo che propone la diretta Rai dello spareggio. Anche questo è tifo, e che tifo! Nel tempio del volley e del basket si freme per il calcio. Mancano solo i campioni in campo allo Zini di Cremona contro l'ormai odiato Cesena e tutti con il fiato sospeso ad aspettare l'apoteosi. Il gol di Hubner di testa, anticipa Rosa e Franceschetti ed è il gol del Cesena al 6° minuto di gioco. Hubner, ecco, rivediamo Traversone e Hubner che anticipa tutti. È grave errore difensivo tra Rosa, Franceschetti e Bonaiuti. Pellizzaro, bravo l'Arquata a uscire, grappo di testa e gol! È un grandissimo gol del Padova, grandissimo gol. E il giocatore, lo vedete, soffocato dall'abbraccio dei propri compagni. Si tratta di Franceschetti. Franceschetti si avvita in area. È un gol di una bellezza straordinaria. Ecco, rivediamo noi Cuicchi
è Cuicchi col numero 2, l'autore del gol. Coppola, ancora Coppola in possesso di un buon tiro, eccolo Coppola, è il gol di Coppola, gol di Coppola per il Padova. Il tutto al 24esimo minuto della ripresa, gol di Coppola che corre sotto la curva della ripresa, gol di Coppola che corre sotto la curva dei propri sostenitori, e il gol di Coppola, rivediamo, avevamo appena detto che Coppola è in possesso di un ottimo tiro ed ecco lì la riprova, il gran gol di Coppola che porta in vantaggio il Cesena alla 24esimo, gran tiro imparabile di Maurizio Coppola, eccolo lì, festoso sotto la sua curva. Ecco, fischia. 5 minuti di recupero, Presidente. Pazzesco. Se il portiere in avanti del Cesena. Parata di Bonaiuti. Serie A! Presidente, Serie A! Presidente, le parole, cosa dice? Serie A! È un'emozione grandissima. Si può girare, Presidente? Presidente! Presidente, si giri di qua! Eccolo lì! Allora, le prime parole dopo la Serie A! Dai! In paradiso! Dai, le prime parole, Presidente! Che siamo in paradiso! Qual è la sua sensazione, Presidente? Cosa sta provando? Grande, sono stati tutti bravi, eccezionali tutti. Li ho visti molto bene, bravi. Dica cosa sta provando adesso, cosa sta provando? È difficile spiegarla, è difficile. Non ha parole. Allora, Serie A, ci sono? Allora, Serie A, Sergio Giordani, l'anno scorso piangevamo per la sconfitta, adesso si piange per la gioia. Era ora. Dai, le prime parole da... Siamo in Serie A, mi frega niente, siamo in Serie A. Grazie al pubblico, grazie a tutti quanti. Roberto Simonetta. Una grande gioia, mi ci voleva questa, ecco. Adesso posso andare via tranquillo. Nando, vieni qua. Nando, dai, prime parole da Serie A. Non riesco neanche a piangere, è la gioia più bella della mia vita. La gioia più bella della mia vita e credo anche della sua vita. Grandissimi, bello, alla grande. Grazie a tutti, siamo forti. Tifosi eccezionali. Cleante. Che posso dirti? Sono felice al massimo per i ragazzi, per la società, per Agradi che ne ha sofferto una vita e per Mauro Sandreani. E anche per Cleante Zat. Bravi. Grazie e complimenti a tutti voi. Maurizio Coppola. Ho tenuto questo gol per l'ultima partita, sono soddisfatto. Ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, tutta la gente di Padova che ci ha fatto questo grandissimo regalo e sono contento perché è una gioia impensabile. Senti Maurizio, cosa si prova a segnare un gol che vale la Serie A, che vale una stagione? È una gioia immensa, ancora non me ne rendo conto, me ne rendo conto più tardi questa sera. Però sei corso sotto la curva. Sì, perché lo volevo e lo volevo per quei ragazzi. Nino! Cosa devo dirti? Non lo so, non riesco a... non mi sembra vero. Ma ci sei? Non lo so, non ce la faccio neanche più a stare in piedi. Grande Pippo, eccolo qua, Pippo Maniero. Una gioia indescrivibile, non riesco a commentare. Da me Padovano proprio è una gioia incredibile perché mi ricordo quando andavo con loro a guardare le partite era una sofferenza, adesso finalmente siamo in Serie A. Dai, parlaci di questa gente. È meraviglioso perché Cremona non è vicino a Padova, però sono venuti in 8, 10.000, non so quanto, e grazie a loro abbiamo vinto perché anche quando eravamo sotto di un gol ci hanno incitato fino alla fine, perciò grazie a tutti. Pippo, parole da Serie A. Ma è una sensazione